Buonasera, buonasera a tutti. Verifichiamo la connessione. Benissimo. Ecco Valerio. Ciao Valerio, avrei dovuto... Anzi, penso che ti ho invitato, sì. Bene, introdurrò Valerio nel momento in cui appare, compare. Come vedete ho messo la bandiera dell'Italia, sono felicissima da quando l'Italia ha vinto gli europei e è stato un momento molto molto emozionante, sono veramente felice, credo che l'Italia aveva bisogno di una vittoria anche sportiva, calcistica. Eh, sì, io credo di aver invitato, penso di aver invitato. Ciao Valerio, Ciao. buona serata, come stai? Bene, tranquillo, qua ha buttato giù un po' di grandine. Ah sì? Guarda, io ci ho fatto l'abitudine che capita spesso che quando c'è qualcosa di storico, storicizzabile, viene a piovere. È una cosa assurda. Comunque sì, ho voluto aspettare di vederti per introdurti e niente, ho parlato solo, ho detto che ho messo la bandiera dell'Italia perché sono felice che abbia vinto l'Italia. Voglio dire a tutti quelli che ci guardano, che ci seguono e che dopo vedranno la diretta che io e Valeria non ci siamo mai visti, non ci siamo mai parlati. Questa è veramente la prima volta che ci incontriamo, è la prima volta che parliamo un po'. Niente, abbiamo colto questa occasione appunto di questo ciclo di dirette che sto facendo con gli amici proprio per conoscerci finalmente. Però non ti vedo entusiasta, Valerio. Perché? Forse è il mio trucco un po' dark. In realtà non è dark, voleva È essere musicale, jazz, voleva essere innovativa, no? più Un po' Morito, sbagliato. Ah? è più black E non che... va bene, non ti piace? No, Non no, va no, bene. ti No, senti... era per cambiare. Allora, in ogni caso, Valerio Vigliaturo, chi è? Io ho preso un po' di biografie, però comunque volevo fare una mia introduzione. Valerio è uno scrittore, questo è il suo libro che mi ha mandato dalla parte opposta, edito a UG, è uno scrittore che però ha pubblicato da poco un libro di poesia che si chiama appunto Amore e disincanti, edito per Transeuropa. Sì, Valerio è anche presidente da poco, dal 2014, presidente di questo premio che si chiama appunto Premio Inedito Colline di Torino, organizzato dall'associazione Il Camaleonte di Chieri, eh, con cui ha fondato nel 2009 il giornale Chieri Oggi. È giusto? In realtà io dirigo il premio dal 2005. Ah, quindi dal 2005, non dal 2014. No, 2014 eravamo già ampiamente con quindicesima edizione, non mi ricordo. Infatti ho visto 10 anni di differenza, dal 2004 è direttore del Premio Nobel. Non ci far caso, sono cose che mi capitano, eppure l'ho studiata, la biografia, ho studiato bene anche le poesie e la narrativa. In ogni caso, quindi è un bel po' di tempo che tu sei presidente di questo premio. Eh sì, siamo arrivati a 20 edizioni. 20 edizioni e per ogni edizione, vabbè, poi ne parleremo e ci spiegherai un po' come è iniziato, oppure quello che tu vuoi dire, come è iniziata questa passione, e appunto come ti organizzi. Ho visto anche delle dirette, no delle dirette, degli interventi che hai fatto con Paolo Di Paolo, che parlava appunto anche del premio inedito, anche altri autori ne hanno parlato in dei video. Io poi faccio questi archivi, Valerio, io archivio ogni autore nuovo che conosco, o anche autori che ho già conosciuto, ma faccio degli archivi e metto tutti questi video che si trovano su YouTube e lì mi aggiorno
anche sulle memorie, sulla memoria, perché io molti passaggi, ecco, li perdo o comunque non so, dopo anni mi si chiariscono. Quindi in questi archivi c'è anche appunto l'intervento di Paolo Di Paolo che parla del premio inedito, del fatto che comunque funziona anche un po' come un'agenzia letteraria, no? Se vogliamo. Sì. Ehm, bene, bene. Allora, io ho letto il tuo libro di poesia, ho letto anche le poesie che sono state poi condivise su Atelier, poesie del nostro tempo e altri vari blog che conosciamo, di nostra conoscenza. Ci vuoi comunque parlare brevemente del tuo libro di poesia? Vuoi che lo introduca io, e dell'ultimo romanzo? Il libro non posso mostrarlo, il romanzo sì, io ho letto entrambi. La mia idea è che lui è stato accostato alla poesia di Bukowski. Io credo che sia molto innovativo il passaggio dal romanzo alla poesia senza trovare un netto distacco. Quindi finalmente un poeta e uno scrittore che non cambia lingua dal romanzo alla poesia. Il romanzo che è in prosa, non cambia così tanto nello stile e nella lingua rispetto alla poesia. Un certo citazionismo, una certa tendenza al cantautorato, però di nuova generazione, perché io non ci vedo del rap, anche se tu fai riferimenti al rap nelle poesie. Poi ti hanno accostato a Bukowski, non so, io non ci vedo tanto l'accostamento a Bukowski, forse per le tematiche, però io credo che sia diverso, credo che tu abbia uno stile particolare, originale, unico e soprattutto mi ha colpito questo collegamento tra il romanzo e la poesia. Cioè, per esempio, nel mio caso e quello di tanti altri, la lingua della poesia è molto diversa da quella del romanzo, invece tu fai tutt'uno. Quindi volevo anche sapere cosa pensi dal punto di vista autoriale della scrittura poetica e quella narrativa, soprattutto in queste due ultime prove che ti riguardano. Ma ti ringrazio perché comunque hai citato due aggettivi, unicità, originalità, che mi fanno molto piacere perché è una cosa che io ricerco molto, quella di essere me stesso, di esprimermi senza fare riferimento troppo ai nostri modelli e cerco naturalmente di assimilarli come dovremmo fare tutti e poi di trovare il mio stile. Ed è per questo che forse dovremmo poi, come si suol dire, uccidere i nostri padri e poi camminare con le nostre gambe ed esprimerci con uno stile che dobbiamo in qualche maniera ritrovare. Per quanto riguarda il connubio tra la narrativa e la poesia, eh, può esistere. Io devo molto a Giulio Milani l'aver affinato le mie poesie, quindi grazie a lui averle pubblicate poi con Transeuropa, perché sono riuscito a tornare a quel lirismo che avevo quando ero adolescente. Io ho iniziato a scrivere poesie quando avevo appunto 14-15 anni, non le ho mai pubblicate e poi ho attraversato, ho fatto soprattutto musica, ho scritto tante canzoni e sono tornato poi, dopo una parentesi jazz, a scrivere intorno al 2015, così ho pubblicato il romanzo nel 2018 e questa raccolta che è stata pubblicata nel settembre del 2020. Certo che lo stile e, se vogliamo, anche un po' la forma, il modo di esprimersi, i contenuti, la modernità, la contemporaneità possono essere gli stessi, però poi a livello tecnico la scrittura in prosa è nettamente diversa da quella in versi. Per quanto uno possa essere prosastico, deve sempre poi affinare, limare, sfrondare e trovare quel lirismo come se fosse Michelangelo, trovare l'essenza dentro un involucro.
Questo è frutto di lavoro, appunto di un lavoro che poi ti porta a tirar fuori forse si spera, quello a cui noi tutti tendiamo, il meglio da quello che uno crea. Sì, in effetti in campo editoriale questo si chiamerebbe lavoro dell'editor, ma nel caso di un poeta non si tratta di un semplice editing. Ecco, e hai focalizzato l'attenzione sulla parola, la capacità della parola di descrivere appunto il desiderio. Ecco, tu hai parlato di un'intervista spaziale nel tuo libro, questa intervista la vedo un po' spaziale, questi anni che sono mancati, questi essere opposti, ma opposti a che cosa? C'è sempre un'opposizione che però non è verso il mondo, non è nemmeno verso, non rappresenta nemmeno un contrasto interiore. Forse è un'opposizione che deriva dalla tradizione, un'opposizione che deriva probabilmente dalla tradizione, perché appunto dalla parte opposta è anche il titolo di una poesia. Come titoli ci sono anche dei titoli in latino, Valerio, Desidus, Desideribus. Io non ho capito perché questi titoli in latino. Perché comunque il desiderio, la mancanza è il fondamento del disincanto. Mm. Quando arriva a provare una disillusione sia in campo affettivo che sia anche in campo sociale o politico, prova una mancanza, desiderio e cioè questa mancanza da dove proveniamo, no? Dalle stelle. Desideribus è appunto dalle stelle. E Mm. io ho fatto questo riferimento da una lezione di Recalcati dove faceva riferimento ai desiderantes che nel debello gallico sarebbero questi soldati che aspettano i loro compagni nel campo di battaglia e quindi lui fa questo riferimento che a sua volta ha preso da Galimberti, però è una fake news e quindi l'ho scoperto poi dopo perché nel debello gallico non si parla mai dei desideranti. Vabbè, è una cosa che lascia un po' a desiderare se abbiamo questo riferimento, però No, invece no. eh, No, no, è originale. sì, sì, no, è originale pur non essendo presente nel debello gallico. Io però questa provenienza, questa mancanza la sento molto sia quando la provo che sia quando scrivo e si esprime attraverso la scrittura. Poi l'essere dalla parte opposta è un po' una mia attitudine, una mia indole, è quella di essere controcorrente da sempre, ma proprio come persona. E, Potrebbe essere anche intesa come un'innovazione, opposizione come innovazione, probabilmente. in passato, insomma, sono tanti che sono stati controcorrente, no? Stavo citando De André, Smisurata preghiera, in ostinata e contraria direzione. Lui canta in Smisurata preghiera. Poi comunque il fatto di essere dalla parte opposta rispetto a qualcosa, rispetto per esempio a quello che stiamo vivendo, io mi sento molto dalla parte opposta rispetto a questa narrazione collettiva che ci hanno Di quale narrazione parli? di quella che stiamo vivendo legata al Covid. Io mi sento Ah, ecco, sì. dalla parte opposta. Anche se i tuoi, sia il romanzo che la poesia, io ho molto apprezzato il romanzo. È ricco di citazioni, però quelle citazioni che ti fanno capire che attraverso la cultura si è un'identità. Cioè tu hai scritto un romanzo autobiografico, in parte autobiografico, però è un romanzo sull'identità. Sì, mi ha molto commossa in dei tratti, perché io ho potuto conoscere e riempire quella mancanza che comunque altrimenti non sarebbe stata colmata. Ma il punto è proprio questo, che la narrativa e il romanzo è un modo per colmare
la distanza è una manifestazione d'affetto. Il romanzo è una manifestazione d'affetto, di desiderio. Tu nella raccolta di poesie cominci comunque con un campo semantico buio, lirico, prettamente notturno, perché tu parli della notte, mi sento vecchio, che sei in una stanza d'albergo, però poi subito c'è una parabola con i campi flegrei addirittura. Persefone, Afrodite, Apollo, inciti addirittura Dario Neron, che salutiamo perché io ho fatto anche una diretta con lui, te l'ho detto. Quindi il fatto è appunto questo, che tu riesci a mantenere il ritmo. Sì, mantenere il ritmo per un poeta significa mantenere un'allegria, significa mantenere un atteggiamento. Che significa per un poeta mantenere un ritmo? Mantenere un ritmo è appunto crearlo il ritmo, creare lo stile. Tu hai creato questo ritmo in poesia e non è distante dal ritmo che mantieni nei capitoli del romanzo. Un ottimo ritmo tra citazionismo, tra la ricerca di un'identità che passa attraverso la conoscenza, anche la competenza, perché i tuoi riferimenti sono per la maggior parte riferimenti colti, anche se parli di alcuni fatti di attualità. Quindi sì, il ritmo non sta tanto nell'allegria, non è un riflesso endorfinico, no, non c'è nessuna pacificazione, non c'è un'identità pacificata, c'è piuttosto un'identità, ecco, che si avvicina sempre più alla dimensione musicale, alla dimensione del ritmo e non è elitaria. Il fatto che tu abbia questo atteggiamento non elitario anche mi sorprende molto, perché di solito un certo tipo di musicalità, anche se vogliamo la storia dalla tradizione della musica jazz, è elitaria, ha un certo elitarismo. Invece tu applichi una formula del ritmo in poesia, nella narrativa, che è fuori dall'elitarismo, o potrebbe darsi che è un elitarismo mascherato. Ah, non lo so, se me lo chiedi, questo non posso, non posso dirlo io. Io, come un po' tutti gli autori, all'opera prima ho, ho fatto riferimento a tutto, perché poi uno cerca di scrivere tutto nel primo romanzo. Difatti poi anche lì abbiamo dovuto sfrondare un pochino, togliere tanti riferimenti, tante parti e affinare, no? Come dicevo prima per la raccolta poetica. Però uno è talmente anche legato a certi passaggi. Il romanzo è un po' un autofiction, come l'ha definita anche tra l'altro Paolo Di Paolo, e, in tutti questi riferimenti che io faccio anche al mio percorso esistenziale, ai miei episodi, io ho cercato anche comunque di collegare tutto con un certo ritmo, che è una cosa anche che musicalmente mi viene naturale, no? Quindi cantando, suonando, è una cosa che io trasmetto nella scrittura ed è una cosa che comunque nella poesia risalta tantissimo e deve essere ben anche Calibrato. calibrata e attraverso anche la versificazione. Comunque è un lavoro enorme, puoi affinare tutto quanto. È ovvio che bisogna mantenere la naturalità, la naturalezza dell'ispirazione da cui nasce Certo. tutto quanto, perché altrimenti poi diventa tutto troppo artefatto. Sì, in effetti il ritmo nasce di pancia, cioè il ritmo è una reazione di pancia, però mantenere il ritmo è una condizione, ecco, dove esistono le cose. Tu scrivi questa poesia a una donna, dedicata a una donna, dal titolo Ci sono cose, ci sono cose. In queste cose tue c'è la musica perché tu sei un musicista, io ho condiviso anche dei pezzi, a me piace Nature Boy per esempio, io adoro Nature Boy. There was a boy, adoro. E sì, io prima ho condiviso anche un libro di Bollani, edito Oscar Mondadori, Stefano Bollani, per citare un nome. Poi, per esempio, io adoro anche Gè Barbieri perché ha scritto
un album che si intitola Origami, proprio Origami, come il libro che ho scritto di narrativa. Prima ho visto che Stefano Bollani mi ha messo anche il like, quindi ha verificato che ho pubblicato la foto del suo libro. In ogni caso, ecco, tu in queste cose, cioè ci sono cose, hai soprattutto come protagonista la musica, che forse è anche questa donna, che potrebbe essere la musica, la poesia, la tua ispirazione. Ci vuoi fare dei nomi di chi ritieni che ti abbia ispirato tra cantanti, prima tra cantanti, tra jazzisti, quali sono i tuoi mentori? Boh, chiariscici un po' la tua posizione autoriale, perché io ho visto anche negli altri interventi che non parli mai di te, mai, molto raro. Perché comunque è tutto poi in quello che uno scrive, e quindi andare a spiegare, e andare a... Io ho letto il tuo libro, tu parli di alcuni riferimenti, fai anche riferimento a Willy Peyote, che è torinese, tra l'altro io ho seguito a Sanremo, però di riferimenti proprio diretti non ce ne sono. Cioè non riferisci mai, io apprezzo questo musicista, io apprezzo questo tipo di musica. Soprattutto nella poesia non è sbagliato forse far trapelare il proprio io. E noi scriviamo affinché gli altri si immedesimino in quello che noi diciamo e in quello che noi vogliamo trasmettere e facciano proprio tutto quello che noi scriviamo, perché altrimenti nessuno si potrebbe poi in qualche maniera appunto immedesimare in quello che vogliamo trasmettere. Però è Quindi ovvio, deve essere un amore velato, ma dei riferimenti invece non velati ce li potresti fare? sì, vabbè, ma ce ne sono tanti, sia nel romanzo che anche comunque nella raccolta. Se tu pensi nel romanzo, c'è Michel Houellebecq, è uno dei miei grandi riferimenti sia narrativi che poetici. Poi anche lì Ferlinghetti, anche citato nel romanzo, fino ad arrivare anche a tutto quello che ha a che fare con la Bee Generation, E naturalmente. come musicisti, prettamente musicisti, jazz, Ma comunque i miei punti di riferimento sono sempre stati Miles Davis, Chet Baker e poi i classici. tantissimi altri, tipo Al Jarreau, tantissimi cantanti, Kevin Mahogany, Kurt Elling, John Hendrix, perché poi sono stati più grandi anche nell'improvvisazione, ne so, Nat King Cole, che comunque è uno dei più grandi crooner, cioè delle più grandi voci, delle più grandi Sì. voci. Eh, Quindi in queste cose, nella stanza dove ci sono cose, ci sono anche soprattutto questi riferimenti, le colonne della musica jazz, se vogliamo. Sì, quindi noi abbiamo poco tempo, Valeria, abbiamo poco tempo perché di solito dedichiamo 30 minuti ad ogni diretta, sperando che un domani ci incontreremo per una chiacchierata un po' più approfondita. Però ci vuoi parlare velocemente del premio di cui tu sei presidente, dell'opportunità che dai a tante persone comunque di pubblicare e di entrare a far parte di un circuito. Beh, sì, quando ho ereditato il premio nel 2004, naturalmente una cosa che non avevo creato io e ho cercato sempre di più di modellarla un po' secondo le mie esigenze, secondo le esigenze degli altri. Essendo io anche autore, è una cosa che sento molto, il capire anche le esigenze degli altri, hanno i loro sogni che vogliono realizzare attraverso la Bello, scrittura, ma bello. anche il Io teatro. io non sento più un discorso simile, non si sente più nell'editoria un discorso simile. Perché forse spesso i direttori, per esempio, dei premi non sono anche loro artisti. Quindi se uno lo fa, se uno è dentro la parte, la sente la parte e di riflesso sente anche tutti i rumors, cioè tutto quello che anche proviene dall'esterno, quali sono le esigenze degli altri. Ed è per quello che noi, per esempio, abbiamo convertito i premi in denaro in contributi alla pubblicazione, alla produzione
alla promozione delle opere e li accompagniamo, li sosteniamo con un montepremi che è arrivato anche quasi a 10.000 euro tra premi e premi speciali nel mondo dell'editoria e dello spettacolo, perché penso che l'obiettivo principale di un autore in ogni campo dovrebbe essere quello di pubblicare la propria opera, di produrla, di promuovere la propria canzone sulle radio, di sentirla, no? Che viene diffusa a più persone. Perché poi alla fine uno con 300, 500, 700, 1000 euro, che cosa può fare? I soldi vanno e vengono, però noi riusciamo anche con i rapporti che abbiamo creato in questi anni ad avere contatti con le principali case editrici. Poi è ovvio che le cose devono piacere, non basta bussare e spingere e pressare, no? Le cose poi vengono in maniera naturale, però adesso devo dire che dopo tanti sforzi, dopo tanti anni, stiamo arrivando anche a pubblicare con editori prossimamente, lo anticipo, come Fandango, come La nave di Teseo e tanti altri editori che comunque fanno un ottimo lavoro nell'editoria. Pensiamo Certo. anche a Edizioni Ensemble, ad Est dell'Equatore, i torinesi Golem, e poi tutta una serie di case editrici della poesia che sembrano piccole, ma sono quelle che poi lavorano di più perché promuovono poi Sì, certo. le opere. Cioè, il fatto che mi aveva colpito è questa tua sensibilità. Tu mi hai risposto perché noi aiutiamo a realizzare i sogni. Sembra uno slogan della banca, in realtà valla a sentire una cosa del genere in un circuito editoriale. Noi aiutiamo a realizzare i sogni. Questa è una cosa bella, importante, perché nessuno più si rende spendibile. Capisci? Cioè l'impegno che uno regala, che uno dona a un premio, è un impegno anche energetico, perché tu entri in un campo di forza. Io l'ho verificato col premio Nabokov. Io prima di entrare a far parte, perché io per un anno ho fatto la giuria, prima di entrare a far parte del circuito del premio Nabokov, non avevo idea di cosa significava investire delle energie in un premio, sentire proprio tutto come una manifestazione d'affetto. Per questo io mi sento molto più vicina alla sensibilità di chi presta un'energia, cioè si rende spendibile. E questo fa capire che noi siamo un valore umano. Cioè, nel momento in cui operiamo la nostra energia e la nostra energia si trasforma perché tu ti rendi tramite effettivamente di una pubblicazione, ci fa capire che comunque quanto è interessante, al di là delle cifre, la figura anche del curatore, la figura del gestore dell'innovazione, perché tu in un modo o nell'altro spendi dell'energia affinché la letteratura, quindi il condizionamento, l'influenza, vada in una certa direzione, in un certo vicolo, anziché un altro. Questo è importante perché io temo e credo che la letteratura abbia un valore storico, politico, sociale. Quindi anche da un premio come il tuo si evince quella che è la letteratura, cioè la storicità di una storia, che può essere la storia di un popolo, che può essere la nostra storia, la storia di una nazione. Quindi io preferisco veramente confrontarmi a persone con una sensibilità. Non so da dove nasce la sensibilità di alcune persone, non so nemmeno se io mi posso inserire in questa sensibilità, ma spero che credo che è una sensibilità che ha a che fare con una forma positiva, positiva. Io non credo nei numeri. Ci sono delle case editrici che badano molto ai numeri, però non ci credo. E non credo che cambierei idea nel momento in cui sfondassi e avessi un successo planetario e venderei anch'io 250 milioni di copie. Non credo che cambierei idea, anche perché cioè, sono convinta di quello che dico. Credo che la letteratura sia ancora un riflesso storico-sociale. Quindi trovare delle persone incontaminate che lo fanno per passione secondo me è veramente una ricchezza. Questo è quello che penso. Poi posso essere, come dico sempre, posso essere linciata, potete dire quello che volete, siamo in diplomazia.
Sì, quindi abbiamo comunque parlato un po' del premio, delle tue intenzioni col premio. Per quanto riguarda invece il cantautorato, ci potresti fare proprio una discussione teorica, anche se breve, sulla differenza, su quello che tu pensi della poesia e del cantautorato? Beh, sono approcci che hanno tante cose in comune, tante convergenze e tante divergenze, perché comunque, per quanto mi riguarda, a me quando scrivevo canzoni è stato un periodo che mi arrivavano dal nulla, no? Come dice anche Vasco Rossi e, mi arrivava in testa la melodia e magari anche l'inizio della strofa o del ritornello. Stessa cosa quando sono ispirato, devo scrivere dei versi, poi posso essere ovunque, posso essere su un treno, su un tram, a camminare in giro, cioè arriva così, è una cosa che, come tu dicevi, da dove arriva la sensibilità, da dove arriva l'ispirazione? Ah, chi lo sa, questa è una cosa veramente misteriosa, è una cosa che abbiamo dentro e ognuno di noi esprime la sua maniera, c'è chi in maniera più artigianale e chi in maniera più creativa, culturale, artistica. E il cantautorato ha questa capacità di poter esprimere attraverso una canzone, quindi il cantato, la musica e il testo un sentimento, diciamo. La, la poesia, anche se sembrerebbe solo una manifestazione scritta, è un'espressione scritta, come dicevamo, deve racchiudere comunque tante anche sfumature che sono quelle legate anche alla musicalità, al ritmo, alla versificazione, alla metrica, se vogliamo, perché comunque, Però tu non hai tenuto conto della metrica, sì, ma comunque perché sono in versi liberi. la ritmica di fondo. Sì, però c'è una musicalità tua, c'è una musicalità, Quella sì. deve esserci, secondo me, in ogni poesia. Poi c'è chi può scrivere anche in maniera asettica, senza alcun ritmo, quella è una scelta. E poi alla fine comunque la poesia, è quello che io ci tengo anche a dire, è quello che io sto cercando di portare in giro, la poesia va declamata, è nata così per essere declamata. Ora non siamo più i poeti, i poetavate che comunque erano presi come riferimento, anche quasi profetico, diciamo. Però comunque nessuno più dà importanza alla declamazione della poesia. Ho capito tu che cosa dici, cioè la poesia deve essere anche un atto pubblico. E Ma il problema è che, deve essere anche letta e ascoltata. sì, quella è una teoria, Nelle scuole ed è giusto, però al giorno d'oggi i è poeti affermati si fanno pagare, cioè hanno perso l'atteggiamento. a leggere le poesie, non deve essere una teoria. Le teorie sono varie. Sì, però la maggior parte si fanno pagare i gettoni di presenza adesso. Ma no, al di là di quello che poi a un certo livello si Ci fanno. sono diverse scuole di pensiero. Quella non è una scuola di pensiero, quello è un'esigenza della poesia. La poesia va declamata e tu la devi. Lo so, anch'io avevo di queste esigenze, poi mi sono passate. Io attraverso i miei reading che sto portando in giro vorrei trasmettere quello. Poi per me è una goduria Ma è infinita. anche una reazione alla pandemia, però. No, non me ne frega niente a me della pandemia. È un'esigenza mia proprio di esprimermi, Ah, è proprio esigenza di leggere. di leggere Mm. e anche di recitare, di muovermi e di sonorizzare le poesie, che posso farlo io, oppure attraverso anche il coinvolgimento di ospiti e di musica. Ma posso fare una domanda privata? Ma chiedi un gettone di presenza? Ma In io, senso? se presento uno spettacolo, come tanti altri, se è uno spettacolo, un reading che presento in un teatro o in un altro contenitore, è ovvio che uno chiede comunque un cachet, ma se tu presenti il tuo libro e leggi nel frattempo,
e vendi il tuo libro ai miei livelli, non chiedo che mi comprino le fatidiche 90 copie come fanno tanti o un cachet, comunque sono Cioè, cose. ai tuoi livelli significa che non fai come i poeti in audio, poeti, non ho capito. Credo che loro chiedano un gettone di presenza, eh. Frega niente cosa fanno i poeti in Audi, però la poesia oramai comunque ha perso un ruolo sociale che deve riconquistare. Il ruolo politico del Eh, poeta sì, sperto lo si può questo, fare attraverso la presenza, la ho partecipazione, capito che cosa volevi intendere, sì. ma camminando, andando in giro, muovendosi, perché i poeti oramai stanno lì a Però Valerio, ci sono anche armi a doppio taglio, non è come pensi tu, probabilmente, perché a Torino, ho visto che ha anche relazioni. No, non ti sento, però se parlo io non riesco a sentire te. e quello anche per me è la stessa cosa. Ho visto che a Torino ci sono anche poeti locali. Io comunque, Valerio, non credo sia la stessa cosa in tutte le regioni e in tutte le città. Io, per mio parere, per esempio, preferisco non andare a declamare in giro. Non andare? A declamare in giro. È Cioè, ovvio io che non andrei, io non è vado. stato, e Ah? comunque io sto parlando di una mia esigenza, è un'esigenza mia anche di declamare le In poesie. passato sono stata invitata, se non mi sbaglio, sono stata invitata anche da una cerchia torinese, perché non so se tu lo sai, io a Torino conosco Ivo bene. Non lo so se conosci Ivo. Ivo, non bene, però mi ha condiviso delle poesie, mi ha letto delle poesie. Non sento. Ivo chi? Ivo De Palma. Non lo È conosco. un doppiatore. A lui ha preso una mia poesia tanto tempo fa e mi ha dato voce. Ma comunque, per quanto riguarda Torino, per esempio, io a Torino andrei a leggere se fossi invitata e non chiederei soldi. E perché non a Però Napoli, non a Palermo? Non capisco questa cosa. Ma perché io ho un'esperienza diversa probabilmente dalla tua. La mia esperienza mi ha confermato che nel momento che tu pubblichi un libro, Valerio, il libro è intessuto di forze, capito? Perché siamo nella storia. Quindi un libro, noi ci troviamo oggi a parlare perché non abbiamo deciso a tavolino la data è uscita, però per dire che alcune cose nascono come cose ispirate, io credo che, che questo nostro dialogo sia in un certo qual modo ispirato, perché ci sono delle cose che nascono ispirate, non nasce tutto a tavolino, cioè noi qua non stiamo facendo un marketing, noi stiamo parlando e stiamo facendo un'informazione dal punto di vista gratuito, quindi anche questo è una forma di politica, però ci sono altri tipi di energie, di forze per cui un libro non arriva ad essere declamato. Cioè io ho scritto Corsivo. Corsivo, per esempio, è un libro particolare, ma non è un libro che per ora attira la declamazione pubblica. Non è un libro che è nato con quel mordente, perché è un libro intessuto di forze. Cioè, è un libro intessuto di forze. Io stessa resto impressionata quando all'improvviso mi contatta una persona e dice: Guarda, ho letto il tuo libro, pubblica una cosa. Cioè, è un libro intessuto di forze, quindi anche il tuo libro. Quindi uno deve seguire anche il campo di forze in cui si è inserito e in cui comunque traghetta la sua carriera, la sua storia letteraria. Io ho sentito in passato l'esigenza di esprimermi pubblicamente, ma al momento sento l'esigenza di conoscere anime, sento l'esigenza di avere degli amici con cui respirare. Per esempio, adesso sarei uscita con te a bere un bicchiere di vino. Non lo posso fare perché tu sei lontano. Ma E questo va oltre la pandemia, perché comunque che non c'entra col fatto che io ti devo declamare la poesia, perché declamare la poesia io andavo davanti a 10 sconosciuti. Invece incontrare un amico che finalmente non vedi dopo anni, cioè ne hai sentito parlare, io ho provato ad approcciarmi anche a questo premio, ma sono una persona poco pacificata con i premi, con la partecipazione dei premi. Seguo piuttosto le ascensioni, la naturalezza. Quindi al momento, per esempio, un atto politico, non intendo questo. Questo, per esempio, per me potrebbe essere un atto politico, perché noi abbiamo preso coraggio e abbiamo detto la nostra opinione anche con un mezzo che verrà visto, cioè noi saremo visti da tante persone e quindi criticabili e abbiamo una responsabilità dal punto di vista diplomatico.
Però al momento io non mi sentirei di andare a declamare davanti a 10 persone che magari non hanno la mia stessa sensibilità. È una forma di elitarismo? No, è una forma di consapevolezza che ti viene dopo un'esperienza. Io comunque ho 32 anni, Valerio, e ho scritto vari libri di poesia. E la mia esperienza mi ha portato a maturare un desiderio diverso. Io ho desiderio di collaborare con amici, con persone sensibili con cui dare un apporto all'umanità. Non ho il desiderio di coinvolgere il pubblico prettamente nella poesia. Secondo me il pubblico va coinvolto nel romanzo. Io ho questa concezione. Il pubblico non è adeguato, non è pronto alla lettura poetica, non è pronto alla poesia. Un pubblico, se tu vai a leggere poesia senza... Questo è il problema della poesia oggi, che stando così, chiudendosi così, non ha più avuto un ruolo, non è stata più ascoltata, non ha più avuto una voce e si è persa in questi circoli, in queste piccole riserve indiane che purtroppo alla lunga sono tante piccole comunità circoscritte, come dici tu, di persone che si ritrovano fra di loro, ma non portando poi, non spargendo il verbo poi ovunque, dalla scuola alla piazza, hanno fatto perdere proprio l'elemento connotativo della poesia, che è la declamazione in sé, non è tanto la pubblicazione. La poesia è nata per essere declamata e per me a quello deve tornare nelle sue forme più vaste, che sono la lettura, il reading, e anche attraverso vari canali, come possono essere i social, ma anche la TV, perché la TV è un canale a cui non possiamo rinunciare, la radio, e sempre di più. Ci sono tanti poeti comunque, io conosco, che comunque vanno in giro e portano la poesia, la leggono Ma ovunque. i canali, allora, utilizzare la radio è giusto, utilizzare la radio è giusto, Valerio. Io ti parlavo sopra, fai finire le persone quando... Ah, perdonami, io non sentivo più. no, Dimmi. stavo parlando, guardami Ah, la... Comunque, se uno va nei carceri, se uno va nelle scuole, io quest'anno sono stato invitato dalla docente di italiano a fare delle lezioni di poesia e comunque sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla reazione dei ragazzi in un istituto tecnico e non mi aspettavo. Io ho fatto ascoltare la poesia letta da Gassman, da Carmelo Bene, perché è una cosa che non si fa. È ovvio che a scuola si fa la parafrasi, che è la morte della poesia, a scuola si studiano le figure retoriche, metrica, ma nessuno ti fa apprezzare la bellezza della poesia, la bellezza, per tornare, delle cose, la bellezza della vita. Nessuno ti fa apprezzare quello. no, scusami, intervengo perché a me viene l'immagine che tu fermi le labbra, quindi pensavo che avessi finito di parlare. No, allora, io non ti volevo interrompere, volevo semplicemente dire che sì, i desideri sono diversi, ma tu hai fatto anche un appunto sulla differenza, ecco, tra le possibilità della poesia e del cantautorato. Il cantautorato può arrivare a un pubblico vasto. Se la poesia arrivasse, come tu dici, alle televisioni, alle radio e alle scuole, sarebbe un bel traguardo anche per la poesia, ma da quello che ho visto ultimamente dalle mie ricerche, i poeti inaudi arrivano a questi livelli. Cioè i poeti pubblicati dalle grosse case editrici, per esempio, arrivano alle scuole a collaborare con le scuole, arrivano alle radio, arrivano... Ecco, se anche poeti che pubblicano per le case, in case editoriali autonome, e più piccole, medie e piccole case editoriali, case editrici, cioè sarebbe comunque un traguardo per la poesia, quindi sì, io mi trovo d'accordo. Io parlavo proprio del semplice reading da salotto. Io sono per le presentazioni, come tu dici, alle scuole, ai centri sociali, nei carceri. C'è Milo De Angelis, appunto, che mi è venuto in mente. E sì, sì, io sono per questo tipo di
di promozione di quest'arte, perché in questo senso ha una valenza straordinaria. Lo sono meno per i salotti, lo sono meno per quei salotti che ci sono e che esistono nelle varie città che hanno comunque confinato la poesia in una forma da salotto. Il discorso, secondo me, della poesia è sempre quello del pubblico, minore richiesta, minore pubblico. E quindi diventa sempre un discorso di nicchia elitario. Però sarei contenta, ecco, di vedere. Io sarei contenta anche di vedere te in televisione, sarei contenta di vedere diverse persone alle radio, sì, sì. Sarebbe un bel traguardo, cioè sì, una bella spinta. Una bella anche un bel senso del ritmo, una bella allegria. Questa è una cosa che darebbe allegria, per esempio. Vedere i poeti di nuovo in televisione. Prima c'era un programma dove i poeti si fronteggiavano, non so se ti ricordi, l'hai mai seguito. C'erano i maggiori poeti, i più grandi che venivano intervistati a suon di poesie. Sì, durava poco, era un programma non importantissimo. Grande Brother. Ciao Dario. Era un programma non importantissimo, però si fronteggiavano dei poeti. Sì, sì, quella è una cosa che meriterebbe. Perché un poeta non può più partecipare ai talk show, andare in TV, in radio, perché non può dire più la sua, piuttosto che tanti tuttologi che oggi sentiamo e vediamo. Perché? Perché dipende anche da noi, perché tanti si sono comunque arroccati, si sono comunque isolati. Pensiamo, non so se avete visto, se hai visto anche il film Il cattivo poeta di D'Annunzio. Quella è la fine che hanno fatto tanti poeti che, ahimè, con il fascismo D'Annunzio si è isolato al Vittoriale e ha continuato a fare la sua arte, cercando comunque, come mette bene in luce il film, di far ravvedere il duce insomma, da questo patto e questa accelerato con la Germania di Hitler e non ce l'ha fatta fino all'ultimo. E molti poeti comunque poi, anche so, penso a Montale, ma poi tutti gli altri dopo, hanno vissuto veramente male quello che è successo, la seconda guerra mondiale, e quindi da quel periodo lì pochi poeti hanno avuto poi un ruolo sociale. Ci sono tanti poeti, tu hai citato Milo De Angelis, che tra l'altro l'abbiamo in giuria del premio, Cucchi l'abbiamo avuto in giuria del premio, Davide Rondoni, Umberto Piersanti, il compianto Franco Loi, ce ne sono tantissimi, Conte piuttosto che altri, che comunque hanno una voce attraverso i giornali, attraverso quello più combattivo, quello che diciamo, che va ovunque, che macina un sacco di chilometri di strada e Rondoni. E poi ognuno ha la sua appartenenza, anche le sue idee, le sue scelte politiche, però nessuno di questi ha veramente un ruolo politico e sociale. Ecco, secondo me la poesia dovrebbe No, riacquistare. non è vero, hanno un ruolo politico, certo, hanno Ma, un ruolo politico. ma dove ce l'hanno? Come rappresentanza? Vabbè, Nessuno. ma certo non sono al Parlamento, però hanno un ruolo politico. Non Ma sono al Parlamento, ma hanno un ruolo. parla anche attraverso i mezzi, attraverso anche i riconoscimenti, perché non è che puoi fare solo politica come dici tu, per me questa non è politica, questa è espressione. La politica Vabbè, in certi contesti e con certi anche ruoli ben precisi, come anche per esempio Sgarbi va ovunque e lui è un tuttologo colto, perché non ci potrebbe andare? vabbè, ma lui comunque in un modo o nell'altro appartiene alla nave di Teseo, quindi tu collaborerai anche con lui. Vabbè, no, assolutamente no, semmai No, ma l'autore pubblicheremo, pubblicheremo. allora, no, aspetta, gli editori hanno tante familiarità, ci sono diverse familiarità, quindi tu collabori con le familiarità di queste persone che comunque hanno un peso politico. Io ti ho detto che noi pubblicheremo con la nave di Teseo attraverso
tra l'altro un rapporto dell'autore diretto, ma io non è che vado a collaborare con Sgarbi, che c'entra? Vabbè, in generale non è una sola persona che rappresenta comunque. A me piace Sgarbi, non ho niente da dire, anzi, pure la casa editrice non mi dispiace. Il problema è un altro, che io ho compreso tu che cosa dici. Tu dici, allora, Sabatina, secondo me sarebbe più logico che dal momento che esistono programmi. Ecco, lo strega, programmi per la narrativa, stazioni radio che fanno interventi per la narrativa, tutto per la narrativa. Il concetto è che è un cane che si morde la coda. Allora a questo punto facciamo qualcosa, anche se di un quarto d'ora, 20 minuti, ma dedicato alla poesia. Facciamo un programma dedicato alla poesia, facciamo un qualcosa televisivo dedicato alla poesia e vediamo se effettivamente questi poeti hanno perso o non hanno perso il loro mandato sociale. Questo è il ragionamento che tu proponi, mi pare di capire. Certo. Quindi sì, tu mi trovi assolutamente d'accordo, mi trovi assolutamente d'accordo, ma Bisogna, perché vogliamo parlare leggendo la poesia, recitando la poesia, declamando la poesia, trovando anche, esprimendosi di nuovo con la forma che è stata quella originaria della declamazione. Poi ovviamente un poeta poi dovrà dire anche la sua e quando ci sarà il luogo e l'occasione la potrà dire magari con molta più saggezza e sensibilità, parlavamo di sensibilità, di tanti altri tuttologi e mestieranti che vanno lì solamente per, insomma, perché sono pagati e gli danno le poltrone per potersi poi esprimere. Ma questo è in linea anche con quello che fai tu con il tuo premio, è in linea con quello che fai tu, è un'opposizione, una resistenza al fatto che la poesia per partito preso deve essere di nicchia. No, l'hanno fatta diventare di nicchia, questo è reale. Su questo hai ragione. Allora, loro fanno anche dei piccoli interventi di poesia nelle radio, ma sono piccoli interventi, ma veramente piccolissimi. Allora, la proposta è questa. Valerio suggerisce, facciamo un programma radio, seppure uno a settimana, di 20 minuti dedicato alla poesia. Facciamo un programma televisivo di 20 minuti dedicato alla poesia e oltre al fatto perché prima non c'era manco Bottega di Repubblica, quindi stavamo proprio. Allora, adesso hanno messo Bottega di Repubblica che già muove qualcosa, perché io grazie a Bottega di Repubblica mi sono confrontata a Vittorino Curci, per esempio, mi sono confrontata a Cucchi, che altrimenti non avrei potuto avere la possibilità. Infatti, quando loro hanno fatto questa bottega di poesia, io saltavo dalla sedia, dalla contentezza, la verità. Ehm, Però ecco, la proposta che muove Valerio, perché io non lo conosco, lo sto conoscendo adesso, Valerio è più pratico. Allora quando io gli chiedo, Valerio, qual è la differenza tra poesia e cantautorato? Lui ti dice subito, dai, facciamo dei programmi per la poesia, che è giusto dei programmi che per esempio vedono come tanto tempo fa, vedono a confronto ad esempio Milo De Angelis con Cucchi, o che ne so, Viviani con la Calandrone. Non Scusami, io sento. vorrei che tornasse il poeta ad avere un ruolo, poi a me non mi interessa che ci sia un programma televisivo o radiofonico come tu stai proponendo. A me interessa che il poeta recuperi un ruolo sociale, una voce Ma il ruolo sociale. sociale si può avere solo tramite i mass media, Valerio. Non solo tramite mass media, noi dobbiamo recuperare un ruolo sociale muovendoci, essendo dinamici, essendo attivi, non chiusi ognuno nelle sue stanze, nelle sue camerette a scavarsi l'ombelico. Il poeta deve di nuovo agire, muoversi ed essere propositivo, che è un ruolo che ha perso, ahimè, come dicevo, nel Novecento e che dovrebbe recuperare con ogni mezzo. Ma ha perso da poco perché ti ripeto, io il programma adesso non mi ricordo quando è finito, ma prima c'era un programma televisivo dove c'erano proprio dei poeti a confronto. Ma cosa vuol dire? Quindi. Il ruolo sociale del poeta, che se c'era un programma fine a se stesso, non è che quel programma ha ridato il ruolo sociale o politico ai poeti che hanno perso dopo D'Annunzio. Dopo D'Annunzio il poeta non ha più avuto un ruolo anche di Allora, guida. per quanto mi riguarda, io credo che il problema sia da un altro punto di vista, sia accademico.
Il problema della anche riflessione sociale del poeta, che il poeta ha perso comunque il mandato sociale, ha perso la sua importanza, è dovuto ai sistemi accademici italiani. In Italia gira tutto, cioè la poesia gira intorno alla critica ufficiale, cioè quelle 3-4 critiche che fanno riferimento alle università. Quindi per studiare poesia tu devi andare, devi laurearti in lettere e poi fare filologia e poi seguire le accademie private. Questo non è naturale, per esempio, non è naturale in America. In America se sei ingegnere e vuoi fare un corso di scrittura creativa lo puoi fare. In America esistono anche dei corsi universitari che non sono del tutto accademici, quindi anche la poesia è diversa, l'aspirazione poetica è diversa. In Italia abbiamo avuto casi come Montale che da geometra è diventato premio Nobel della poesia, ma in generale riguarda sempre l'ascendenza, la vocazione, la forza, il carisma di ognuno. Il problema, quindi, per quanto mi riguarda, non è solo dovuto ai mass media, ma anche a un circuito accademico. Se ci fossero presso le università delle scuole di scrittura creativa che non premiassero solamente il romanzo e non venissero anch'esse da scuole di scrittura private, ma che fosse diverso l'approccio pubblico alla poesia, così come alla critica, credo che anche la figura del poeta sarebbe più messa in rilievo. Cioè io personalmente, se io sono andata in passato all'università, mi hanno cacciato in ogni modo possibile. Questo non è normale in uno Stato democratico e liberale. Ci dovrebbe essere una facoltà universitaria che un tot di giorni invita a fare una lezione alle persone. Non è che io devo essere ricca di famiglia per aspirare a un dottorato honoris causa. Non c'è scritto da nessuna parte che una poeta deve essere ricca, deve far parte di un'aristocrazia. Ci possono essere anche poeti che vengono dal basso, dal popolo, che diventano poeti. Ecco, noi abbiamo l'esempio di Montale, che era geometra. Montale era geometra e poi è finito a Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Ma ecco, ci dovrebbe essere, secondo me, almeno un'università che si occupa di fare delle lezioni. Ecco, all'università abbiamo una lezione, molte università fanno degli incontri coi poeti, cioè ogni tot va un poeta e fa una lezione, ma questo ricalca sempre il senso elitario della critica accademica e del circuito e poi diventa un cane che si morde la coda perché quell'evento detta poi gli altri eventi letterari, perché quando si muove il poeta è diventato che quando si muove il poeta gira tutto il carro della narrativa, della canzone e tutto. È sbagliato. Ci dovrebbero essere delle facoltà o almeno università che periodicamente, pure 2 o 3 volte a mese, 4 o 5 volte a mese, offrono delle lezioni aperte e gratuite di poeti. Quindi una volta invitano a Mino De Angelis, una volta invitano per esempio Cook, una volta, fin tanto che invitano addirittura personaggi come me e te, personaggi io, tu sei più, insomma, se ti imprimi meglio, ecco, però comunque anche in questo ci dovrebbe essere una riforma accademica, ma per arrivare a questo punto vuol dire che lo Stato veramente si è liberalizzato e abbiamo perso tutta quella macina di questi ultimi anni, quella malattia sociale per cui il poeta quando si muove deve tirarsi indietro tutti i concorsi di narrativa, i concorsi di testo, perché il poeta descrive la letteratura, a differenza del romanziere. Per un poeta ci sono 10 romanzieri, secondo me, perché la voce del poeta è diversa, diversamente intesa, ha una eco diversa. Però ecco, in questo senso ci dovrebbe essere anche una riforma proprio accademica. Presso le università che insegnano lettere, invitate dei poeti a fare delle lezioni gratuite e aperte al pubblico. Ma non lo fanno perché l'interesse degli accademici sta nelle scuole private. Quindi non. Però ti vedo fermo, secondo me non vedo più l'immagine. Ci sei? Ci sono, ti stavo ascoltando. È una delle strutture, degli apparati, dei sistemi da rivoluzionare, da rivedere. Ovviamente la Da poesia creare un'opposizione dovrebbe democratica. fare ovunque la poesia. È già ovunque, ma il problema è che il poeta, come appunto rappresentatività, come ruolo,
non è ovunque, che comunque potrebbe avere una cattedra, potrebbe essere colui che è invitato nei talk show, Certo, potrebbe a essere riflettere sulla società, quello che a creare una riflessione sociale, una critica, ma in questo tempo degli influencer sarebbe pure il caso. comunque, Valerio, comunque ci siamo... ma mi senti? No. E allora parlo da solo. Ah, scusami, adesso sì. No, quando hai detto mi senti, ti ho sentito. No, dicevi? Dicevo che comunque dipende anche da noi, non aspettiamo sempre che siano gli altri che ci diano la possibilità di fare o no, perché altrimenti non si... Valerio, ma io sono andata in passato all'università. Ah, cosa hai fatto tu o un altro? Sto parlando in generale. È in generale, ma noi non abbiamo... Tu hai potere presso le università italiane? Io sto parlando dei grandi poeti, di quelli che hanno un peso, un ruolo sociale, che E potrebbero... se loro hanno potere presso le università, facessero qualcosa. Dicendo che io nel mio piccolo mi batto affinché la poesia e il poeta ritrovi un ruolo sociale, per questo per me la massima anche espressione è anche leggere la poesia in pubblico in ogni dove e per me questo è ritrovare di nuovo un ruolo sociale. Ok? Valerio, il pubblico della poesia sono i ragazzi che studiano critica e filologia. I Non, ragazzi che studiano filologia stanno all'università. non sono quelli il pubblico della poesia. Sono anche Il loro. pubblico della poesia sta ovunque e noi dobbiamo di nuovo riconquistarlo. Creare una classe, tu comunque suggerisci di creare proprio un pubblico. Io Vabbè, non so, mi hai dato dei nuovi pensieri, perché io già sto piena di pensieri che non hai idea, io e il romanzo mi stanno facendo uscire di senno. Sì, mi hai dato dei nuovi pensieri. Vabbè. Il vino non c'è, la prossima volta col vino, perché forse eppure, perché... Eh? eppure potrei finire dicendoti di non tenere pensieri come dite voi in Campania. No, no, io non tengo pensieri, penso a ciò che hai detto, ti penso, capito? Bene, comunque Di avere il... solito io non penso a nessuno, studio e vado, studio e vado, studio e vado, però poi penserò a quello che mi hai detto. Sì. Non credevo che questa discussione si sviluppasse in un avanzamento del ruolo del poeta del pubblico, però mi fa piacere, mi fa molto piacere questa riflessione. Credo che adesso dobbiamo chiudere, Valerio, perché altrimenti sarà difficile farci seguire. Allora, la diretta la pubblico su Instagram, dove di solito 100 più persone vedono le dirette, su YouTube un po' meno, perché la vedono già su Instagram. Comunque Valerio mi ha fatto piacerissimo ed è stato bello dibattere, mi è piaciuto soprattutto quando hai detto stai zitto perché sto parlando, è stato proprio il top. Però Dai, se no poi c'è no, ma mi è piaciuto, dai, la ogni tanto Tom ci vuole. che con il suo romanzo appunto intitolato in quella maniera mi riprenderebbe nell'alto di questo femminismo che si sta sviluppando, che secondo me non fa altro che farvi del male. Comunque, No, non ho detto il femminismo, ho detto mi è piaciuto perché hai detto, guarda, dice senza fare riferimenti, vedi, anche adesso sta capitando, perché io, vabbè, però è stato bello perché mi hai trattato con confidenza. Questo mi è piaciuto. Non sei stato rude, mi hai trattato con confidenza. E no, questo no, è bello perché noi non ci siamo mai visti. E niente, Valerio, ti ringrazio. È stato bello. È stato bello incontrarti, è stato bello chiacchierare. È stato bello chiacchierare e spero di incontrarti dal vivo, comunque di farti sapere più o meno se ci sono stati sviluppi rispetto a queste nuove teorie che abbiamo sviluppato. va bene, grazie a te. Ciao Valerio.